Allora, amici di Scisciano Notizie, buonasera. Stasera è un appuntamento importante, Sagra, secondo anno, seconda edizione della Sagra della Apurpet della Nonna. E con noi stasera ai nostri microfoni abbiamo il vicepresidente dell'Associazione Volontariato Il Palazzo, che organizza questa caratteristica sagra della Apurpet della Nonna. Allora, ciao Carmine. Ciao, buonasera a tutti. Perfetto, prima domanda Carmine, come è nata questa sagra? Allora, praticamente questa sagra è nata perché noi siamo un gruppo di ragazzi volenterosi a fare qualcosa per il nostro paese e ci siamo inventati questa sagra, tra cui stavamo scegliendo tra tutti gli agrumi, verdure, eccetera, e ci è piaciuta Apurpet della Nonna. Sì, Apurpet della Nonna quindi è un nome caratteristico, perché proprio questo nome? Perché c'era una famosa nonna qua, la nonna Peppinella, che faceva una polpetta eccezionale, tra cui noi diciamo così, stiamo andando avanti con questa sagra con la ricetta della nonna. Bene Carmine, ricordiamo, appunto siamo alla seconda edizione, Sì. L'anno scorso avete avuto un boom eccezionale. L'anno scorso ringrazio tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare, però chiedo pure scusa perché noi avevamo una previsione di 1000 persone e praticamente ci siamo trovati oltre ai 3000 persone che ci sono venute a trovare, a gustare la nostra polpetta famosa della nonna Peppinella, però quest'anno ci tengo a precisare che teniamo 28.000 polpette, ripeto 28.000, a disposizione di tutte le persone che ci vengono a trovare e ci fa piacere. E ricordiamo che sicuramente verranno tanta gente, mi auguro di sì, non solo dall'Agronolano, ma presumo anche dall'intera Campania. L'anno scorso abbiamo ospitato un sacco di persone da Napoli Centro, Salerno, una bella quantità di persone di Salerno che ci fa piacere se tornano e gustano la famosa polpetta della nonna. Carmine, un'altra cosa, parliamo un attimino delle polpette. Sì. Che tipo di polpette presentano? Allora, oltre a questa qua tradizionale, teniamo una nostra specialità proprio dell'Associazione Il Palazzo, la polpetta di melanzane e la polpetta di baccalà, che alla fine è il famoso cupptiello. La polpetta della nonna è quella là del sugo, che poi facciamo con il ragù di questa polpetta, facciamo il sito tagliato. E poi, come diciamo così, secondo teniamo il famoso cupptiello, che ci sta la polpetta tradizionale, la polpetta di melanzane e la polpetta di baccalà, che è nostra, è una ricetta nostra, abbiamo inventato noi. Molto bene Carmine, prima di lasciarci una domanda finale d'obbligo. Sì. Quali sono i progetti per il futuro, per questa sagra? I nostri progetti sono quelli là di ingrandire sempre di più la festa, perché noi lo facciamo col cuore e con amore. Bene, facciamo infine un appello a tutti coloro che verranno alla sagra, anzi perché la gente dovrebbe venire a questa sagra, seconda edizione della Apurpet della Nonna. Sì, il base principale per assaggiare la polpetta, perché è di un sapore eccezionale, cioè una ricetta che la nonna oggi, se era viva, teneva secondo me 120 anni, quindi è una cosa vecchissima ed è eccezionale. Secondo, per degustare pure le altre che abbiamo fatte, sia di melanzane che di baccalà, che vi posso garantire sono eccezionali. Va bene Carmine, ti ringraziamo per la tua disponibilità e gentilezza. Aspetto un sacco di persone e l'augurio che gli voglio fare è che non trovano disagi per la strada, per il parcheggio, eccetera. Praticamente sappiamo come funzionano queste feste e queste sagre. Amici di Scisciano Notizie, vi abbiamo presentato la seconda sagra, la Apurpet della Nonna, dell'Associazione del Volontariato Il Palazzo, 29 e 30 di aprile, e la simpatica kermesse avrà inizio dalle ore 20 in poi. Sì. Grazie Carmine per la tua disponibilità. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ciao.